Ti è piaciuta questa? Carina, no? Ma secondo me ci temono, non li premi. Allora, andiamo verso il prossimo brano. Andiamo nuovamente in registro. Però torniamo su Gonnuttu, Quindi, se prima abbiamo fatto colonne sonore, adesso vi riproponiamo un nuovo brano di una colonna sonora di un film. Vi do un indizio. Io non faccio la presentatrice, ve ne sarete accorti. Però mi piace essere brava. Ma se io vi dicessi film di Tornatore, allora quello lascialo finire. Tornatore con naturalmente il grande compositore Ennio Morricone. Nuovo Cinema Paradiso è un film del 1988 dove effettivamente, se il Nuovo Cinema Paradiso si dovesse guardare senza ascoltare la colonna sonora, non direte niente, è vero. Quindi questo per indicare l'importanza che la musica ha avuto anche nei film, lo spessore proprio all'interno delle scene, quindi arrivare attraverso un'altra direzione che è quella che passa dall'orecchio e arriva fino al cuore. Buon ascolto.